dire in Veneto non sono pronti. Noi siamo pronti al punto tale che oggi firmiamo, io firmerò ufficialmente davanti a voi il decreto di convocazione delle urne e quindi io non ho altri atti poi da firmare. Con questo atto formale il Veneto si autoconvoca il prossimo 22 ottobre per il referendum sull'autonomia. La firma questa mattina a Palazzo Balbi, alla presenza di tutta la giunta regionale. 14 milioni di euro il costo della consultazione, svincolata per volontà dello Stato da altri impegni elettorali, ma nello stesso giorno in cui la Lombardia voterà per il medesimo quesito. Un passaggio epocale per la nostra regione, nella stessa data del plebiscito che decretò l'annessione del Veneto al Regno d'Italia 151 anni fa. Paroni a casa nostra significa che possiamo diventare come Trento e Bolzano, il percorso sicuramente sarà impervio, non sarà facilissimo, però la base per la trattativa è il referendum, senza referendum non si va a trattare. Non dimentichiamo che 5 milioni di veneti che vanno a votare assieme a 10 milioni di lombardi sono un quarto dei cittadini italiani. È chiaro che in questa fase la Corte Costituzionale ha affidato al Veneto questa missione, che è quella di dimostrare che quelle riforme che dall'alto non riescono a fare partiranno dal basso grazie al popolo. Perché la sfida è dimostrare che un'Italia federata funziona meglio di una centralista, ha sottolineato il governatore. E la dimostrazione il Veneto la sta dando ogni giorno con una sanità che è diventata riferimento non solo per le altre regioni, ma addirittura per l'Europa. Ecco perché, secondo il presidente Zaia, al di là dei bastoni tra le ruote che l'apparato burocratico statale sta già cercando di mettere al Veneto, la nostra autonomia dimostrerà che anche altre regioni potranno seguirci, mentre chi come la Sicilia gestisce male questo privilegio ha invece bisogno di più Stato che governi. Io auspico che ci sia dibattito, che sia civile, che non sia l'occasione per i veneti di un'ulteriore divisione, ma si capisca che il nemico è fuori, è Roma e non sono i vicini di casa veneti.